Abbiamo cominciato qui una discussione, la professoressa Zanetti è intervenuta adesso, avete sentito la coda, adesso siete collegati di nuovo, che riguardava il rapporto tra la scuola e l'ambiente familiare riguardo a delle questioni importanti come queste, abbiamo detto, i farmaci, la nutrizione, eccetera, eccetera, le questioni alimentari. E naturalmente il problema che è stato detto appena adesso, che la scuola è stata in qualche modo delegittimata, meglio il ruolo dell'insegnante, di fronte al fatto che il grande verbo, il verbo con la V maiuscola, è internet, è tutto quello che c'è. Che poi questo avvenga venga recepito in maniera critica è altrettanto vero, insomma. Quindi questo è un problema serio. Però abbiamo delle altre cose che... Sì, chiaramente Scienza è nata per questo, sì. Anzi, vi invito a guardare sul sito dell'Istituto Veneto, chiaramente Scienza, ci sono delle cose veramente molto interessanti e fatte bene. Allora, riporto le domande. Allora, da Padova, telegraficamente, gli antinfiammatori hanno conseguenze sulla riproduzione umana? No. Gli aminoacidi possono essere usati nel migliorare il sistema nervoso? No. L'acqua può essere assunta come farmaco, tra virgolette, disintossicante? Beh, l'acqua di per sé è disintossicante in quanto aumenta la quantità di liquidi e quindi fa lavorare i reni. Però io voglio dire che è altrettanto sbagliato non bere acqua e berne troppa. Tutta la gente che gira con le bottigliette affatica il rene. Continuare a bere acqua affatica i reni. Non è che faccia bene. La specie umana è evoluta in condizioni di scarsità di acqua. Quindi il nostro organismo sopravvive bene anche se non beve tanto. Certo, dopo deve bere, quando arriva l'acqua deve bere, quindi si disintossica, ma non è necessario girare con la bottiglietta a mezzo litro e poi via via avere il rifornimento durante la giornata. I miei studenti negli ultimi anni avevano queste bottigliette sul tavolo, vabbè, non è che faccia bene. Vabbè, andiamo avanti. Allora, Belluno, sì. Chiedono come essere incisivi a livello scolastico quando l'ambiente familiare è sociale, quindi questo abbiamo sì. già un po' risposto, sì. Però c'è un'altra domanda, un secondo, sempre da Belluno. Sarebbe interessante sapere se esiste un collegamento tra diffusione di malattie autoimmunitarie e l'abuso di farmaci integratori alimentari. Difficilissimo cioè, non c'è risposta perché non ci sono dati e i dati sono comunque difficili da reperire perché non sappiamo, non ci sono delle corti di persone che dicono io uso questo farmaco, io uso quest'altro farmaco, io uso quest'altro farmaco e poi a distanza di tempo vengono richiamati e tu hai una malattia antinfiammatoria autoimmune. Non è possibile, in questa fase non è assolutamente possibile, non solo con questi, ma non ci sono dati di nessun genere. Se poi dice uno io ho il sospetto che ci sia, che ne so, che malattie autoimmuni causate dai integratori, chi lo può sapere, insomma. Certamente una cosa posso dire è che una alterazione massiccia della dieta non è benefica, questo sono sicuro di questo, perché aggrava diversi sistemi, cioè per dire la dieta iperproteica danneggia il fegato e danneggia il rene. Questo sono sicuro di questo. E poi ci sono altre cose peggiori di questa, non saprei dirlo, insomma. Ecco, da Verona invece chiedono se è possibile avere indicazioni su come reperire dati oggettivi di ricerche o documenti che possano essere utilizzati per sensibilizzare i ragazzi sul tema odierno. Proverò a vedere di mettere qualcosa su Moodle, qualche riferimento, ecco. Va bene? Cioè quello che ho messo lì c'è quel consiglio di sentire la conferenza di Andreoli, mi pare da sottolineare, e poi troverò qualche altra cosa cercherò di trovare qualche riferimento, ma sono riferimenti di carattere generale, non sono riferimenti, cioè sono siti autorevoli, ecco. Adesso so che anche l'Istituto Superiore di Sanità sta pubblicizzando certo. questa iniziativa che è da anni che c'è perché l'abbiamo sempre indicata nei nostri link, chiaramente Scienza, però non veniva pubblicizzata, cioè il sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Ecco, adesso cominciamo la seconda parte, allora io devo andare, ma la professoressa Zanetti introduce
delle cose con cui si può lavorare con i ragazzi. Esercizi. No, non spiego io. Cioè, praticamente un esercizio è quello di calcolare la dose. Cosa vuol dire calcolare la dose? Poi, che cosa significa? Cioè, loro fanno l'esercizio e poi dicono, cosa significa che un flacone di soluzione fisiologica a 500 ml è al 9 per 1000? Cosa significa un flacone di glucosio a 250 ml è al 5%? E poi invece una cosa più complessa del calcolo dell'alcolemia, che questo è molto interessante per tutti, no? Cioè, la fine di questo discorso è l'esercizio. Gli studenti devono calcolare, seppur in modo approssimato, l'alcolemia risultante da diverse situazioni. Per esempio, 2 spritz, un quartino a pranzo e un grappino a fine pasto, quanto fa? Ecco, questo devono saperlo fare. Ecco. Va bene? E poi è un'occasione per approfondire il discorso alterazione di funzioni cerebrali causata dall'alcol, perché non dimentichiamoci che l'alcol nel Veneto è un male comune, insomma. Cioè, non l'alcol, l'alcolismo. Ecco. E quindi questo mi pare che sia... Ecco. E poi si può fare analogamente calcolare la dose a livello tissutale di un'aspirina, per esempio, no? Loro si rendono conto di quanto ne arriva della pastiglia che è stata ingerita, quando ne arriva a bersaglio, insomma. Ecco. E devono capire che anche eventuali sovradosaggi possono essere pericolosi e talvolta mortali. Va bene? Bene, io purtroppo devo andare. Vi ringrazio tutti e vi saluto. Questo funziona? Sì. Se ci sono altre domande delle altre sedi potete sempre iscrivere e portarle sulla piattaforma Moodle, allora, va bene? Allora adesso sì, qui la coda della presentazione del professore era un'esercitazione, se avete capito, praticamente sulle concentrazioni delle soluzioni. Tutto qua, che si può fare con l'aspirina, si può fare con l'alcol, si può fare con altre cose, che potrebbe essere interessante per i ragazzi, per far loro comprendere in realtà la quantità, no, che si assumono normalmente assumendo delle dosi o delle pastiglie o bevendo, ma insomma spero che i ragazzini, anche se questo problema può esistere già per i ragazzini dai 12 ai 13, 14 anni. Va bene, allora adesso ci lasciamo, ogni sede lavorerà penso in gruppo e ci sentiamo alla fine o no? Sì, per chiudere. Saluti e eventuali domande, qualcosa se certo. possiamo. Grazie. Grazie, a più tardi. A più tardi.